Buonasera e bentornati a The Best Sandwich. Ritorniamo carichi per la prima semifinale e sono carichi anche i nostri concorrenti, sono 4, quindi vedremo 4 panini con all'interno un ingrediente particolare che rappresenta il nostro territorio. Parliamo del cotechino o musetto, ne parleremo con la nostra presidente di giuria Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. Parliamo subito con il musetto, il cotechino. Ma partiamo subitissimo perché è uno veramente uno degli ingredienti forse più rappresentativi, no? Di quella che è il Friuli Venezia Giulia, perché è un piatto amatissimo, è un piatto tipico di questa regione perché il musetto si chiama così quando è musetto perché è fatto con le carni del muso del maiale, viene tritato un po' più fino ed è un pochino meno grasso rispetto al cotechino che è tritato un po' più grosso, sì. Diciamo che tendenzialmente il maiale viene macellato in questo periodo perché a Sant'Andrea il purcit sulle bree, cioè il maiale viene messo, no? Sull'asse di legno dove viene macellato e il musetto è un prodotto che si dovrebbe, secondo tradizione, mangiare fresco, cioè mangiare entro 2 mesi dalla macellazione. Poi diciamo che adesso lo mangiamo anche a Ferragosto se vogliamo il musetto, però vediamo come ci sorprenderanno oggi i nostri concorrenti. E poi vedremo appunto come ci sta il cotechino, il musetto appunto all'interno di un panino. Chissà cosa ne pensa lo chef presente questa sera, titolare del Caminetto, Gianluca Surian. Buonasera, bentornato. Buonasera, grazie di avermi invitato. E poi, no, insomma, lui è sempre qui con noi, certo. Sicuramente. Tu preferisci chiamarlo cotechino o musetto? Gabriele? Musetto. Musetto. Anche in Veneto si chiama musetto. Anche in Veneto sì, musetto? Sì, assolutamente. Bene. Guai se manca, in questo periodo soprattutto. Ok. Permettimi Alexis, solo una parola, io sono veramente molto lieta e molto felice di avere oggi con noi Gianluca Surian, che è una dimostrazione di grande forza e di grande temperanza. Grazie allora, a te. L'applauso va, Bravo Gianluca e brava Annalisa. E adesso però dobbiamo vedere come si sono preparati i nostri 4 concorrenti nel coaching e poi li vedremo qui all'opera con il musetto. Ben trovati, ben arrivati, siamo a The Best Sandwich e oggi ci sono i quarti di finale. Quindi 4 cavalli di serie, adesso tocca a voi dare il meglio perché oggi non è uno che passa ma passano 2 che vanno belli diretti alla semifinale. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Oggi comincia il momento di tirare fuori veramente tutto quello che avete dentro. È una cosa bella che vi spinge a dare il meglio di voi stessi. Dare il meglio di voi stessi vi porta ad un livello superiore. Ricordatelo, questa è un'occasione per dare il meglio, per cui fate tesoro di questa esperienza perché questa è quello che porterete quando tornate a casa. Determinazione significa essere tanto orientati ad ottenere il risultato e vi dico che oggi passerà il turno chi sarà più determinato. Il primo concorrente arriva da Cappella Maggiore, vediamolo nella presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Maxim Cernenchi, io faccio parte di un gruppo che si chiama L'Hamburghetto che fa hamburger itineranti e vogliamo dividerci un attimo, fare degli hamburger un po' particolari, un po' più buoni e quindi gourmet. Siamo a Cappella Maggiore come sede fissa e giriamo in giro per il Veneto o per il Triveneto. Maxim Cernenchi, L'Hamburghetto, viene Maxim o Max. Ciao Max. Buonasera a tutti. Pronto carico per preparare il tuo panino. Tu arrivi da Cappella Maggiore dall'Hamburghetto. Sì, dall'hamburger. Musette Evolution? Sì, si chiama così? Musette Evolution. Un'evoluzione. Perché è un'evoluzione del musette per renderlo un po' più sfizioso. 10 minuti al via, partiamo con i 10 minuti di tempo. Tu intanto stai tagliando pane all'aglio orsino? Sì. Esatto, il pane all'aglio orsino. Allora, l'aglio orsino adesso non è di stagione, però noi ci siamo fatti fare un pesto di aglio orsino. Okay. Prendi il pane così il cestino lo mettiamo qua e anche i nostri telespettatori vedono questo pane particolare che hai portato oggi.
che tu utilizzi nel tuo locale generalmente. Che noi sì, utilizziamo per degli special, nel senso, noi abbiamo i nostri pani classici che ci fa il nostro panificio di fiducia, poi una volta ogni 4 mesi facciamo lo special, anzi una volta al mese, la quarta settimana facciamo degli special, sempre con un pane diverso, in modo da rendere un po' di avere una scelta un po' diversa. Più sfizioso. Allora, cotechino, farina gialla da polenta, radicchio di campo, chips di zucca. Esatto. Allora abbiamo fritto la zucca, ok? E poi l'abbiamo passata in forno per 20 minuti a 80 gradi in modo da renderla ancora più croccante. Bene, abbiamo messo gli hamburger. Ah, quindi tu proponi un hamburger? Questo è un hamburger di musette che noi dopo abbiamo messo dentro la farina gialla da polenta. Gialla da polenta, esatto, ecco. E quindi l'abbiamo impanato, non l'abbiamo impanato con l'uovo per un semplice motivo, perché già secondo noi già il musetta è di per sé grasso, abbiamo cercato di renderlo un po' meno grasso, ecco. Allora Gianluca, questa presentazione del musetto in versione hamburger, è interessante? È interessante. Allora, il tema di giornata è molto delicato perché il musette è una carne tendenzialmente grassa, quindi ne vedremo delle belle perché è un articolo difficile da trattare. Potrebbe diventare un bel piatto. Però forse così è più fattibile. Infatti, sì, si asciuga molto, perde la grassezza. Ecco, Sì, per sì. sgrassare leggermente noi abbiamo deciso di fare uno yogurt magro, sempre friulano, con un po' di rafano, ok? In modo da, e io lo metterò a parte in una coppettina in modo che se uno può metterne più o meno in base al proprio gusto, ecco. Però yogurt friulano, nel senso che l'avete fatto voi, l'avete comprato in Friuli? L'abbiamo comprato da un caseificio del Friuli, sì. Bene. Ecco. Ricordiamo che bisogna lavorare velocemente. Sì. Ah sì? Attenzione. Perché cambiano un po' da questa fase, superate quindi tutto quello che sono state le eliminatorie, il fattore tempo diventa determinante. E pertanto bisogna rimanere nei 10 minuti che sono stati democraticamente dati a tutti, giusto Gabriele? Giusto, democraticamente. Eh sì, anche perché poi c'è una penalità. La penalità è anche piuttosto cospicua perché ogni 30 secondi in più saranno 5 punti in meno, quindi non è poco. Max, qua tocca accelerare? Sì. E non ti diamo la multa se vai oltre ai 130? No, qua, meno male. Qua devi accelerare perché ti danno la multa al contrario. Allora, poi abbiamo messo, noi abbiamo preso del radicchio di campo. Bello. E io lo condisco con un po' di dressing, che sarebbe olio di oliva, poi c'è olio normale di semi di girasole, aceto di vino bianco e di vino rosso e un po' di acqua, semplicemente. Bene. Senti, queste chips dove le metti? All'interno del panino? Le chips le metterò sopra. Sopra? Sì, sì, Bella, esatto. quella della chips a me piace. A te sempre. piace questa cosa della chips? Sì, perché è scrocchierella, no? Sì, sì, perché è proprio da mangiare così, da stuzzicare. Beh, ci siamo, 5 minuti e 56, immagino che tu debba scaldare l'hamburger di musette, Quello è la parte fondamentale. e poi anche il pane, quindi è abbastanza caldo, ci sono Sì. pochi elementi freddi. Esatto, adesso ci mettiamo il radicchio. Ecco, il food cost qui non ne teniamo conto da questa fase. No, ma il food cost comunque verrà valutato Verrà dai comunque giudici, valutato. se rientrano o meno in quello che è il massimo di spesa che possono avere per appunto preparare il loro panino. Gabriele, ti piace questo musetto hamburger? Sì, moltissimo perché è l'interpretazione effettivamente di un hamburger nostrano a tutti gli effetti. Sì. Così vediamo se riusciamo a fare dei prodotti genuini e buoni anche con le nostre materie prime del territorio. Questo è fondamentale per noi. Quindi riqualificare i nostri prodotti e inserirli in un contesto moderno e attuale, perché comunque a oggi l'hamburger lo mangiamo tutti noi, però farlo con quello che troviamo e quello che creiamo qui è fantastico. Quindi mi piace molto la sua interpretazione di lavoro con il cotechino, assolutamente. Poi
Il tempo è fondamentale perché comunque abbiamo cominciato anche ad inserire questa penalità o non penalità, perché i nostri ragazzi lavorano all'interno dei ristoranti e il tempo è importante in una dinamica di servizio. Di conseguenza abbiamo posto maggiore sensibilità a questo. Però mi piace come lavora, mi piace anche il fatto che utilizza il radicchietto di campo, che è un prodotto di stagione attualmente e che si trova appunto nelle nostre terre, nelle terre friulane. Quello che io e Gianluca chiamiamo l'idriculpoc. Io mi dico il po'. Ah, che buono! Buono, sai cosa le dico il pop tu? Non so. Quello. No, voi veneti avete Veneti, altre viste. Infatti noi l'abbiamo chiamato musette, perché noi in dialetto veneto sarebbe musette, il cotechino. Musette. Vedi, Sì, musette. musette. Come siamo? Sono 3 minuti e 46, Max. Sì, io sarei... Diciamo che questa volta abbiamo deciso di usare meno ingredienti perché diciamo proviamo con meno cose a vedere se effettivamente vogliamo dare lo stesso significato. Nel senso, se uno fa una cosa articolata e dice sì, ha messo tante cose e allora sì, magari è buonissima, però vediamo se con meno ingredienti riusciamo a dare la stessa soddisfazione, ad essere creativi allo stesso tempo e allo stesso tempo dare agli spettatori qualcosa di buono e di genuino e con meno roba, ecco. Beh, anche perché devi valorizzare il Bisogna cotechino, valorizzare, quindi esatto, ben venga. esatto. Se poi... Però io chiedo una cosa, se io volessi fare a casa l'hamburger di musette, Sì. allora come Allora, faccio? si prende il cotechino, lo metti a bollire per 4 ore a 80 gradi, noi abbiamo fatto così, e poi l'abbiamo tagliato e fatto l'hamburger. Dopodiché l'abbiamo messo in padella, io l'ho messo in padella, gli abbiamo dato 20 secondi per parte e poi l'abbiamo messo nella farina di polenta, in modo che rimanga la polenta, perché sennò non rimane bene. Dopodiché l'abbiamo rimesso in piastra e adesso lo stiamo rimettendo in piastra, basta, molto semplice. Hai capito come lo devi preparare? Per me? Sì, sì. Ecco. Allora, tu Tutti gli nel appunti weekend che prendi, hamburger sai di che- musetta. Faccio io una domanda, Sì, visto che la dimensione dell'hamburger è decisamente molto più larga rispetto alla misura di un cotechino standard, Sì. l'impasto che tu usi dopo aver cotto il cotechino ha un legante perché Non ha lo legante tiene perché solo la farina? già dentro lei intende l'impasto con la farina? No, per L'impasto di per poter sé. usare l'impasto del cotechino, ovviamente una volta che devi farlo più grande, tende come un hamburger normale, se non ha un legante tende un po' a sfaldarsi. No, in questo caso non abbiamo messo Forse la niente perché è già grasso di suo, quindi è rimasto molto compatto, sì. Non abbiamo avuto Forse questo la problema. polenta lo ha un po' Sì, forse la compattato. frittura lo ottiene un po' più compatto. Ah, sì. sì, Però beh, la fetta è quello- bella. Hai 1 minuto e bella, 40, bella Max, grande. Molto grande, Sì. mi fa strano, non è un legante. Comunque. Proveremo adesso. Bisogna provare. Annalisa, prova. Infatti poi ci bisogna segni. essere molto molto delicati perché altrimenti, come dite voi, si sfalda, ok? E allora se siamo un po' più delicati è meglio, perché infatti noi abbiamo fatto delle prove ovviamente come tutti qua dentro e i primi tentativi li abbiamo distrutti tutti ovviamente. Vedi, quindi ci vuole E una poi mano delicata. Esatto, però questo ti viene dato dall'esperienza. Io non ho tantissima esperienza, però per quello che ho fatto, diciamo che ho capito che bisogna, quando si tratta con queste cose qua, con gli hamburger, bisogna comunque essere abbastanza delicati. Sì, non è un Noi lavoro facciamo per anche me, un hamburger di pesce, anche quello è molto delicato, devi stare attento perché in piastra si distrugge, si sfonda, si sfalda. Ottimo, dai, 48 secondi in anticipo, quindi siamo perfettamente nei tempi. Molto con bene. anche la tua cremina, lo yogurt, la salsetta che hai preparato. Tocco finale e poi puoi portare il panino ai giudici.
Il secondo concorrente arriva da Pasiano di Pordenone, vediamolo nella presentazione. Buonasera, sono Giuseppe Delligatti e sono contento di essere tornato qui per una nuova esperienza e non vedo l'ora di presentare il nuovo panino che abbiamo studiato con la squadra al Podere. Sì, sono elettrizzato. Giuseppe Delligatti. Giuseppe Delligatti dell'Angelo Bistro Podere dell'Angelo, Pasiano di Pordenone. Bentornato. Buonasera, buonasera. Caro Giuseppe, il tuo è un cotechino al mare. Esatto. Cioè che prende il sole, cosa succede? Esatto, Cosa fa sto esatto. cotechino? Allora, tu hai portato un pan brioche, Sì. tanto prendi la temperatura. Sì, temperatura per l'olio, per una Friggere. crocchetta che dobbiamo friggere. Ah, Praticamente... Bello quel termometrino lì, calma, fermi tutti. Regalalo dopo ad Annalisa perché... Interessante, Dopo, vabbè, perché è una figata sembra unica, la cosa laser che, no? Sì. Il puntatore, bello. Ecco, Allora- il tuo regalo di Natale sarà quello. Ok. Abbiamo preparato un pan brioche Sì. per addolcire un po' il cotechino, che comunque ha un gusto forte. Ho imparato la lezione rispetto all'altra volta che la pitina sovrastava un po' tutto. Allora stavolta ho fatto... Vedi che a qualcosa siamo Esatto, serviti? Vedi? Ho fatto il discorso inverso. Sì. Allora abbiamo cercato... Partiamo col tempo, ricordati Via. che Ok. stiamo a 10 minuti. Allora, eh. abbiamo cercato di fare un qualche cosa che non coprisse ma avvolgesse un po' il cotechino. Ok. Allora, prima cosa partiamo dal cotechino. Ho fatto preparare un cotechino più grande, i fornitori che ci supportano e sopportano. Allora, un salumificio di Spilimbergo nel budellino della soppressa, in modo da farlo un po' più grande, Sì, sì. una sorta di hamburger. Poi le seppie l'ho cotte a bassa temperatura, con l'acqua delle seppie ricavata dalla bassa temperatura ho ricavato una maionese di seppia e montandola con l'olio, aggiungendo un po' di polvere di barbabietola per addolcire. In questa crocchetta invece, che adesso Cosa c'è? andrò a friggere, ho messo patate, ho marinato un poco di cavolo cappuccio montasio. marinato sottovuoto e un Sì. po' di montasio per ammorbidire il tutto. La temperatura. Ok. Per andare ad Quanto ammorbidire. siamo di temperatura? 180. 180. Andiamo ad ammorbidire un poco. Ma quanti ne hai messi? 4 o 3? 4. 4, ok. Se uno lo porta in più non si sa mai. Non sa mai. La prudenza non è mai troppa. No. Quanto devono stare lì? 1 minuto e mezzo, 2 minuti massimo. Ok. E sono fritti. E questa qua sarà la base, un po' per richiamare una sorta di purè, per richiamare un po' la tradizione. E poi andiamo a fare un po' di innovazione aggiungendo la seppia, che è una cosa un po' inusuale. Sì, è un da vedere. abbinamento particolare. Un abbinamento no? inusuale Per da quello vedere dici con che la è al mare seppia. il cotechino. Esatto, il la cotechino seppia al mare. Ok, quindi il pane lo lascerai così, non lo riscaldi? Sì, o lo riscaldo dopo, il pane è l'ultima cosa. E poi qui abbiamo ricavato l'hamburger che andremo a piastrare in modo da ok. andarmi a sgrassare un pochino, in modo che il grasso che lascia il cotechino non sia troppo invadente, ma Hai tenuto conto del minutaggio, vero? Perché Sì, sai sì, che c'è la penalità. Sì? Ci Avete siamo. fatto le prove a casa? studiato. Sì, va bene. 7 minuti e 38. Beh, qua hanno decisamente studiato, perché sì. voglio dire, allora intanto il cotechino fatto, no, nel budello della soppressa per dargli un Esatto, diametro esatto. maggiore, la maionese con l'acqua delle seppie, cioè, hai voglia. Molto bene. Diciamo che ci hanno anche aiutato a fare una cosa del genere, perché comunque non è da tutti i giorni. Volevo chiedere al nostro chef in giuria l'accostamento con la seppia, il cotechino. Infatti, leggendo la brochure, era la cosa che mi ha sollevato Colpito. la curiosità. È un po' quella ricerca del mari e monti che si cercava una volta, no? Il pesce con i funghi. È un azzardo, però lo assaggiamo prima di giudicarlo. Comunque, sai, una carne così grassa legata a una seppia è Esatto. un bel azzardo. Bravo e coraggioso. Molto coraggioso. Sì, Coraggioso. Chi l'ha provato questo panino? Tu? l'abbiamo provato tutti. Ho fatto, è una settimana Cioè, per che, una settimana è una mangiate settimana solo che al ristorante mangiamo cotechino.
Sì, perché poi dopo Se non ne volete più di sto cotechino. perché poi dopo le idee comunque alla fine ce n'erano tante, quindi poi ci siamo voluti distaccare un po' dal solito purè Sì. cotechino, crème, quindi per fare una cosa diversa. Però vedi, parte da un classico. Sì, Ma sta venendo fuori in Ma modo, vengono sta fuori venendo cose- fuori. Un po' di tradizione all'innovazione. Alla fine Bravo. queste sono cose che comunque al ristorante facciamo, le basse temperature le usiamo su tutto, soprattutto cotechini, 18 ore, 72 gradi, in modo che è venuto tutto quanto. Ok. 5 minuti e 45, ricordati Sì, del ci pane. siamo. Pane, Se non metti il pane nel panino serve il pane, serve anche il pane. Allora, adesso andiamo a fare questo. Ah, dai una scottatina anche alla seppia? Sì. Poi andiamo. Poi la scelta di un pane semplice, no? Un pane... Un po' in brioche pan per andare un po' a brioche. addolcire un po' il tutto. Sì. Avete scelto subito questo pane Questo è e vi siete trovati d'accordo? questo è pane che diamo al ristorante, e noi abbiamo due tipologie, c'è il bistrò, l'Angel Bistrò, che diamo, è una cosa un po' più familiare, e invece c'è il ristorante, e quindi al ristorante promuoviamo queste cose qua, pan brioche, Buono. e quindi ho unito un po' tutto. 4 minuti e 50, ti do io le tempistiche. Quello cos'è? Olio. Olio, semplice. E questo lo incarto che lo devo regalare a Natale da Annalisa. Sì, probabilmente è la stessa tipologia di Sì, quelli che si usavano per rilevare la temperatura, che fino a Certo. poco tempo fa, oppure il polso, cioè tutto Un po' tutto. 4 minuti e 20. Eccoci. Allora, le Adesso seppie. dove metti queste seppie? Le seppie andiamo a condire con un po' di olio a prezzemolo. Olio e prezzemolo. bravo. Bravo. La sì, preparazione, è bravissimo. Poi- cioè lui è veramente... Stiamo assistendo a un panino gourmet a tutti gli effetti qui. Sì, diciamo che alla E fine L'evoluzione è quella del che cotechino. facciamo al ristorante. L'evoluzione no? del Quindi- cotechino, sì, ma vedi anche la maestria di Giuseppe Sì. però, perché voglio dire, guarda, tac tac tac, cioè non perde Sì. la frazione di secondo. Allora, adesso andiamo. Si vede che Giuseppe è in cucina, Esatto. Sì, non l'ha inventato oggi. No, infatti sono comunque preparazioni che facciamo continuamente, perché al ristorante, al bistrò usiamo molto la bassa temperatura, soprattutto per le lunghe cotture, perché sennò sarebbe impensabile dare un po' tutto. E quindi 3 minuti e 20. Guarda che organizzato con l'impiattamento. Guarda come si muove. Bravo, perché qua sanno che oggi c'è la Lui penalità. è una orientato, ba- adesso sì. è in servizio. in Giuseppe in servizio. questo momento è in servizio. esatto. sì, ecco. Quindi questa è la maionese, Maionese alla di sì. seppia, Sì. possiamo chiamarla così. Bello il colore della Esatto, barbabietola, ho aggiunto no? un po' di Ci barbabietola. piace. Ah, è aggiunto la barba Ho aggiunto un po' di bietola. barbabietola. Che per- ricorda, se mi posso permettere, chiedo anche ai miei due baldi giudici, ricorda vagamente il colore, no, che c'ha la brovada, Esatto. che è un Esatto. classico Ah, sì, sì, dell'accostamento. Dell'accostamento con... Col Quindi adesso cotechino. fai di cotechino, Adesso. la Adesso. seppia la metti per ultimo. Sì. Bene. 2 minuti e 29. Ce la facciamo. Beh, ci siamo coi tempi, bravo. Ancora un po' di brovada, allora chiamiamola così. Maionese alla brovada. Dentro c'è comunque un po' di cavolo cappuccio marinato, Sì. quindi, Quindi il quel gusto, sentore, quel sentore no? di, Me lo sì, dà. Quella punta di acidità. tipo crauti, no? E la Sì, seppia. sì, beh sì. E andiamo a richiamare Guarda che bene che sta tutto su. tutto su, e abbiamo fatto tutto un blocco in modo da, perciò abbiamo fatto fare il cotechino più grande, Bravo, in modo così. che tutto resta Un cotecone, ammorbidito. non un cotechino. Esatto. Una torretta. Diciamo che ci vuole anche la Qui ci pazienza, sono- esatto, ci vuole anche la Bello. pazienza di chi ci 1 supporta. minuto e 40, abbiamo chiuso in anticipo. No, ha fatto uno sprint finale strepitoso. Molto bravo nell'esecuzione. Bravo, sì. Decisamente, Vai, bravissimo. complimenti. Attenzione che non cada la torretta adesso. Esatto, È poi più bello. cade proprio alla fine.
Pronti per conoscere il terzo panino al cotechino? Vediamo da chi è proposto. Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo, sono Rudy Tramontin da Roveredo in Piano, sono di nuovo qua in gioco per essere sempre, diciamo, sulla piazza ed esserci sempre in gioco con le mie preparazioni dei panini che mi danno tanto successo per la mia attività. Speriamo che vinca il migliore oggi e niente, un saluto a tutti e vi aspetto a provare il mio nuovo panino. Rudy Tramontin, caffè Municipio Roveredo in Piano. Vieni Rudy. Eccolo qua. Buonasera. Qua cosa bolle in pentola? Qua già bolle qualcosa? Sì. Ciao Rudy. Ciao, allora, buonasera a tutti. Eccoci 10 qua. minuti di tempo, noi partiamo con la preparazione, cioè noi, tu più che altro, parti con la preparazione del panino piacere autunnale. Piacere autunnale, sì, E perché? hai diversi ingredienti, Sì. partiamo però dal Partiamo. cotechino e Allora, dal pane. E piacere autunnali perché il cotechino è uno di quei prodotti che quando si vanno a fare i salami, che si vanno nelle fattorie, la prima cosa che ti viene in mente è fare il crostino col musetto, insomma, per intenderci, no? Allora io ho studiato praticamente una ricetta partendo dalle nostre radici, che abbiamo tutte le nostre radici della natura. Abbiamo preso una bella rapa che un contadino di Marsure mi ha portato al bar, che inizialmente io ho detto ma cosa vuoi che faccio con questa rapa qua, insomma, dico. E invece mi è venuto in mente di fare un bel risotto di quelli, un risotto che non è un risotto, senza il riso. Il procedimento è quello soffritto della cipolla, e le carotine e il brodo a parte, vegetale, che praticamente viene Quindi risotto di rapa bianca. sì, questo, il risotto di rapa bianca. E poi ci ho messo del prosecco dentro, uno l'ho bevuto e uno l'ho messo dentro. No, non avevo dubbi, E insomma, praticamente il procedimento è questo, sono quasi circa 40 minuti di cottura, Sì. che dopo alla fine viene ultimato con prezzemolo, le spezie, sale, pepe, tutte quelle cose che Senti ci vanno Rudy, intorno. è fantastico questo risotto senza il riso, Sì. cioè hai risottato la rapa Esatto. in buona sostanza, molto Sì. carino. Poi Adesso la ci zucca metto- marinata qui. Adesso al ci metto il forno. burro per metti il burro adesso il nel burro per risotto. fare la mantecazione. Anche la mantecazione. Però a me avevano insegnato gli chef che si manteca fuori dal fuoco. Sì, sì, ma infatti l'ho È spento. spento? l'ho Ah ok, spento. allora va bene. Ma invece in quella pentola lì cos'hai? Quella pentola, Eh. cioè, abbiamo il famoso cotechino che va fatto sulla pentola, insomma, che viene stufato nella nostra pentola. E praticamente sono quasi 3 ore di cottura, adesso l'ho ultimato la cottura e adesso vado a preparare Quindi tu adesso metti il risotto nel panino. sì, in il pratica. risotto nel panino. Dopo gli altri ingredienti, zucca marinata, cotechino e poi c'è una salsa sfiziosa, viziosa. Allora E- c'è una salsa di formaggio, ma praticamente partiamo sempre dalla famosa radice perché questa salsa di formaggio ci ho messo il crème dentro, il crème del prezzemolo, per avvicinare soprattutto quelle persone che al bar magari dicono no, non sta a mettere il crème, no? Hai capito, no? Cioè, allora abbiamo fatto questa salsetta che praticamente gli darà quel senso di delicatezza. Che tu lo che proponi dopo- a parte, vedo, Sì. con queste belle ciottoline. No, la metto anche dentro, Anche il dentro il panino, pane, così sì. uno lo prova anche fuori, senza... Oh, ma sai che Rudy ha sempre questa Sì. attenzione nel mettere le cose a parte. Sì. Deve aver visto il film Harry ti presento Sally, che lei voleva sempre quella cosa Invece, a parte. invece la settimana che abbiamo trascorso il cotechino ti presenta Rudy è diventato un cotechino a suo di mangiarlo. Vabbè, metti al forno adesso il pane col risotto e poi anche la zucca. Sì, gli diamo una scaldata anche la La zucca zucca. marinata al forno con rosmarino, Perfetto. olio, sale, pepe, burro. Adesso c'è una parte delicata. Ah, è perché c'è il che- cotechino? Sì. Occhio, Occhio. mani d'amianto però, Mm? mani d'amianto dico, perché nell'acqua bollente. Ti sta attento che ti sbrissa adesso? Sì, sì, sì. Ecco. Bisogna avere... Sì, non è facile lavorare questi prodotti perché sono molto grassi, però insomma tutta la settimana che
che ci provo, insomma qualcosa sono riuscito a fare Quindi di 2 buono. ne hai qui. Come lo proponi adesso? Tu lo... Sì. A fettine? No, adesso io li faccio una cosa diversa, perché lo scompongo, perché il nostro cotechino è bello, diciamo, è bello cotto, e gli faccio... Lo schiacci tutto così. Vedi. C'è la sorpresa. Se voi qua da casa potete sentire il nostro profumo qua, perché le nostre macellerie qua nella zona sono favolosi, che preparano dei prodotti, anche lì nel nostro paese ce n'è uno, bravissimi sono. E insomma, adesso abbiamo fatto questa cosa qua che bisogna farla in questo momento perché dopo diventa... Quando è bello, cioè caldo appena praticamente. Sì, deve essere caldo, deve essere intenso, deve dare quel sapore unico, diciamo, no? E poi non si deve raffreddare, no? Perché la sensazione che dopo avrete, quando andrete ad assaggiarlo, dà quel piacere intenso, piacere autunnale, praticamente. Ecco. 4 minuti e 33, bella questa idea di togliere la pelle del musetto. La pelle al musetto va tolta nel momento in cui è pronto. Schiacciarlo Perché... tutto io pensavo a fettine. invece vedi, qua ogni dì si impara una. Adesso qua un attimo. Quindi adesso lo metti sopra il risotto, no? Sì, sopra il risotto, sì. Sopra il risotto? Quindi è un risotto al cotechino adesso. Sì. È un panino di quelli goduriosi, nel senso che ci vorrà anche un pochettino di pazienza nel mangiarlo, perché anche per smaltirlo, dici, no? Per smaltirlo c'è sempre un buon prosecco, una buona birra, insomma. Rudy ha sempre la soluzione ad ogni problema. No, perché uno viene al bar, dice, la scorsa settimana l'abbiamo fatto provare a dei ragazzi, sono rimasti tutti entusiasti, senza dirgli che venivo qua perché... Quindi il test con la tua clientela l'hai fatto? Certo. In incognito? Sì, bisogna dire sempre che questo programma mi ha aiutato talmente tanto, diciamo, che anche la scorsa settimana con il Cigole Intense ho avuto un ottimo successo, diciamo. Bene, no? fa piacere. Molto bene. Puoi incentivare la tua clientela a venire a piedi, così poi tornano Ma e certo. smaltiscono, no? Sì, sempre quella. Poi se hanno bisogno li porto anche a casa. Ecco. Senti, 3 minuti e 12, io ti avviso Rudy. Quando che si dice dare un servizio completo, ti accompagna anche a casa. adesso lui probabilmente proporrà la zucca sopra il cotechino? Sì. Ok. Quindi vai di zucca. So non perché sono un manca. po' emozionato, stasera devo un attimo No, raffreddare. non emozionarti, no. No, troppo adesso sul più bello no, che stai per terminare. È 2 minuti e 45, ottimi ci siamo. profumi. Se riesco glielo taglio anche. Molto bello anche da un punto di vista cromatico questo panino, no? Che Molto dite? colorato. sì, Beh, ma molto ragazzi, qua carino. siamo in autunno. È bello che L'autunno. ognuno lavora il musetto alla sua Alla maniera. sua maniera, incredibile. È bello, quindi è un prodotto versatile, che noi siamo abituati a vederlo solamente in È una maniera. vero, hai ragione. Però un po' di fantasia ci permette di trasformarlo veramente come un ingrediente Adesso la nostra straordinario. cremina. Sì, perché se ci pensi, no? Noi facciamo in genere bruà de musette. Esattamente. Musette Allora, pure. adesso la cremina, facciamo attenzione alla preparazione, la cremina, quella viziosa. Sì, questa è fatta con crema di formaggio, poi c'è olio d'oliva, prezzemolo e il nostro creme. Bene. Poi hai terminato, devi Sì, impiattare. siamo in impiattamento. Quindi siamo a 1 minuto e 52. Se abbiamo tempo glieli tagliamo anche i panini per i nostri giudici. Ah, ok, tranne uno. Tranne solo uno. per i giudici. Allora, questo lo mettiamo qua. Ok. Questa salsa qua invece è una salsa a parte, perché mi è venuto in mente mentre cucino, perché bisogna avere sempre fantasia, è la salsa creata con il soffritto di cipolla, il composto, frullata all'interno del risottino. e soprattutto del peperoncino. soprattutto. Non può mancare. E come no? lo dobbiamo la- usare questa salsa? Dentro il panino? In Ma abbinato? se volete anche a parte, dipende uno come piace o no il piccante. A vostra scelta. Ok. Come un vero cliente che se lo trova Certo. lì Ma il cliente è tutto, il nostro pane e il cliente è il nostro tesoro. A proposito di pane, tu hai usato un pane multicereale di segale, il pane di segale, Sì. Ritenevi
Più buono questo tipo di pane per il Sì, cotechino. è un pane di segalo in pasto Buono, diretto, bello. perché questi pani qua, diciamo, sono adatti per, diciamo, per questi cibi molto forti, ma io ho cercato di fare un contrasto con la parte, diciamo, leggermente amara di questo prodotto Bravo. e 30 ci siamo secondi quasi. prima. Bene. Puoi portare i panini ai giudici. Eccoci qua, i nostri giudici praticamente hanno già mangiato 3 panini con il cotechino, ne hanno un altro, sono già abbastanza sazi, ma devono fare un ulteriore sforzo perché oggi sono 4 i panini da assaggiare e il quarto è quello proposto da Matteo Bianchin. Vediamolo nella presentazione. Buonasera a tutti, sono Matteo Bianchin, sono contento di essere ancora qui e speriamo di portare grandi emozioni ancora con i nostri sandwich e che vinca il migliore. Arriva Matteo Bianchin. Bentornato. Buonasera a tutti. Il forte della tradizione, questo è il nome del tuo panino? Sì, perché è forte come gusto e forte allo stesso tempo come fortino, scrigno, tutto all'interno. carino. Che bella roba. Bene, allora 10 minuti di tempo, sai che se non si può sgarrare con le tempistiche, Certo. pane alle lenticchie fatto in casa? Sì, Da abbiamo chi? fatto un pane. Da voi? Ed è un pane proteico, senza l'aggiunta di Ottimo per nessun me. tipo di proteina sintetica, ma siamo andati a cercare la proteina naturale. Bravo, sai che io mangio tanto proteico, quindi ci sta per me. E poi cotechino crudo, maionese di patate, germogli, poro, radice di rafano fresca, olio di semi, panna. Questi sono in totale gli ingredienti? Sono Poi? gli ingredienti un po' scomposti, noi li abbiamo ricomposti Vai, e abbiamo creato appunto una mousse di patate affumicate. Sono patate di montagna che sono state precedentemente bollite, cotte e poi sono state affumicate in legno di faggio. Una volta fatto questo abbiamo creato una mousse che funge un po' da maionese quasi Eh beh, per il panino. in effetti è così. Nel frattempo che si scalda il pane andiamo leggermente a tostare il nostro musetto o cotechino, come Tagliato meglio a si vuol dire, fettine. tagliato a fettine. Quindi tu l'hai già cotto, Matteo, questo? Certo, precedentemente è stato cotto, Ok. e fatto bollire appunto 4 ore circa e adesso viene un attimo scottato, giusto per renderlo appena più fragrante, più semplice la masticazione. Bello, anche bello da vedere così. Eccoci Bene, qui. l'hai provato tu questo panino? Sì, mi piace dire noi perché No, è perché è la squadra. è una ecco. squadra, Hai esatto. ragione. Abbiamo provato, abbiamo unito le forze e speriamo di aver creato un grande sandwich. ecco. Anche perché voi il cotechino non lo utilizzate, immagino, No, nei vostri noi sandwich? lo utilizziamo Sì? tantissimo il musetto. Tantissimo? All'interno di un sandwich no. Ah, ok, Però- quello volevo dire. Sì, no, all'interno di un sandwich Potrebbe essere una potrebbe nuova essere proposta. una nuova proposta, potrebbe essere una scoperta. E poi abbiamo le nostre chips di Topinambur che vanno a dare la Croccantezza? croccantezza, Da esatto. inserire dentro il panino? Sì, le inserirò all'interno del Ok. panino. 7 minuti e 25, io vi aggiorno sulle tempistiche perché oggi non si può sgarrare con il tempo. Il tempo oggi è prezioso.
Vi piace questa idea di musetto tagliato a fettine? Sì, Fettine semplici, no? ci piace. Abbiamo notato, e l'abbiamo detto anche prima, che ciascuno dei concorrenti ci sta dando una sua interpretazione nel vero senso dell'ingrediente del prodotto, proprio perché ciascuno lo ha preparato in maniera diversa rispetto agli altri. Così avete 4 proposte diverse. Sì, anche per c'è capire come chi valorizzarlo. chi l'ha pestato con la forchetta, chi l'ha hamburgerizzato, chi adesso lo passa in padella, ognuno l'ha un po' interpretato. Ma chi l'avrà valorizzato al meglio? Poi lo scopriremo. Lo scopriremo alla questo. fine. Ogni anno questo concorso alza il livello in un modo incredibile. Sì, sì. Allora, adesso tu hai ancora 6 minuti e 20. Sì. Quanto lo scotti? Giusto una scottatina? Ma giusto una scottatina, qualche secondo per lato, un minutino al massimo, perché è una carne molto, molto delicata. Molto delicata e tende a rompersi, ma scaldandolo appena con un filo d'olio extravergine d'oliva che Lo non mantieni. rilasci, perché se viene troppo scaldato rilascia troppa acidità all'olio, no? E quindi va a rovinare il gusto del nostro musetto. Ecco, Ok, il pane dovrebbe essere pronto. il pane è sicuramente pronto. E quindi sei pronto anche Sì. per impiattare. E andiamo diciamo, a comporre, assemblare. esattamente, andiamo a comporre il nostro panino. Che è la parte che mi piace di più, perché voglio vedere gli estratti, come vengono composti. Quindi si va subito con la Con crema. la mousse di mousse. patate affumicata. Questo perché noi abbiamo detto un panino completo, no? Un panino, perché iniziamo con un pane proteico, Sì. poi le patate che hanno una grande presenza di amido forte. L'amido forte serve appunto a ridurre al nostro corpo, serve per ridurre l'assunzione di colesterolo, il colesterolo cattivo, Pensa. che insomma qui Beh. ne abbiamo, È un pochino. ne abbiamo giusto un po', ecco. Grazie. Beh, una bella idea questa. Pensa al nostro benessere. Andiamo- sì, no, è quasi un panino di benessere, esatto. È equilibrato. La prima volta che potremo mangiare un panino col healthy, cotechino no, ma orientato al benessere. orientato al benessere. Quindi spalmi la mousse in tutti e due i panini. In tutti e due, esattamente, in questo modo. Ok. Poi metterai subito il musetto, il cotechino. Esatto. Come potete vedere sopra ne sto spalmando molta meno perché serve solo da legante appunto. Certo. 4 minuti 12, così ti aggiorno anche sul tempo. Sì. E va benissimo. Quante fette metti? Allora, fette, io ho conteggiato 5 fettine a testa. Porca miseria. Mamma mia. Siamo tagliate sottili, molto Se sottili. quello è sottile. Perché appunto Un velo di cotechino. sono tagliate molto sottili perché dovevo avere il tempo per scaldarle in padella. Alexis, tieni conto che il cotechino di solito, no, la fetta Ah, beh, è più alta sì, almeno sì. un centimetro, Sì, un centimetro sì. e mezzo, Sì, no? anche. Qui Quindi, parliamo di qualche millimetro. rispetto a quelle sono sottili. Da qui a un velo di cotechino ne passa. Però. Vedi che Però è ha giusto fatto valorizzare due il pentole prodotto con di panno, no? oggi. Quindi ha farcito, Sì. Bella tecnica anche quella. 3 minuti e 19, quindi le ultime fette. Poi Poi andiamo a grattugiare la radice di rafano fresca, ok. che anche questa ha delle proprietà fantastiche, addirittura antibatteriche, antinfiammatorie, che insomma, data Bravo che Bravo Matteo. ha dato tutte il queste clima indicazioni. ecco, che sta cambiando, va benissimo. Andiamo a una bella grattatina, abbiamo scelto una radice abbastanza fresca perché doveva dare una nota erbacea quasi. È un ingrediente che ritorna comunque questo, Madonna, no ragazzi? altro Nel che- senso che, sì, Altro È il che, nostro wasabi, eh? Ah, È il nostro wasabi. il nostro wasabi, sì. insomma, non dimentichiamo che a Trieste il prosciutto col crème è quasi Ah, un'istituzione. beh, è vero. Istituzione, sì, assolutamente. ed ora Ed ora andiamo con le chips di Topinambur. dove le metti? Sopra Andiamo la- sopra. Sopra lì.
Dobbiamo sapere che il topinambur è fantastico a livello vitaminico. Guarda che bravo. Ha un tasso di vitamina C altissimo, più degli agrumi. Ottimo. Ottimo, davvero. Insomma, abbiamo fatto anche il momento Piero Angela oggi. Ero preparato. Ti vedo che sei sul pezzo. E sei a minuto e 50, perché oggi tutti lì. Vedo che, vedi, tempistiche. quantificare diciamo, il tempo in più. Spruzzatina di germoglio di porro che serve a dare l'acidità che può mancare a questo panino. Adesso vuoi vedere come lo chiudi però. Tac, con quello. Lo stecchino. Rimane un po' altino. No, No, è vai. un'impressione. Adesso come va nel piatto sarà in bocca subito. Sarà golosissimo. Perfetto, dai. 1 minuto in anticipo, quindi puoi impiattare e portare il panino ai giudici. Ed è arrivato il momento di lanciare l'ultimo appuntamento con Degustando Friuli Venezia Giulia, una manifestazione che coinvolge tutta la regione in questi weekend di novembre. Ogni fine settimana una selezione di vini dei nostri sommelier, abbinamenti food e 2 zone del nostro territorio. Per tutti questa è l'occasione di girovagare tra i borghi, i paesi e le città del nostro territorio, scoprire locali aderenti, degustare i vini proposti, gli abbinamenti food partner, AISC, Io sono Friuli Venezia Giulia. Questo weekend si parte da Latisana a Lignano, da Gorizia a Cividale del Friuli e su Degustando in fvg.it la lista dei locali aderenti ai vini che si potranno trovare, ma noi andiamo con Maurizio in vineria per scoprire i vini coinvolti questa settimana. Il Pinot Grigio nel 4º weekend sarà praticamente il leitmotiv. Il Pinot Grigio che è friulano, che è diventato padrone del mondo ormai da diversi anni, anche se è un vitigno tradizionale, ma diciamo che qua ha trovato un habitat straordinario. Per dopo continuare con la complessità degli uvaggi bianchi, anche qui tantissima diversità con cui possiamo spaziare ad abbinamenti veramente complessi e variopinti. I 2 rossi sono il Merlot, che anche qua, nonostante sia un vitigno internazionale, ha trovato, è il nostro, diciamo, rosso da tutti i giorni, che però viene declinato in tantissime varianti, dalla più semplice alla più complessa. E il Pinot Nero, non siamo una grande terra da Pinot Nero, ma devo dire che diversi Pinot Neri vi stupiranno. Senza mai dimenticare che prima ci sono le bollicine e quindi anche qua buon degustando a tutti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, il primo quarto di finale, siete in 4, 3 giudici che hanno assaggiato ben 4 panini e solo 2 passano. Sì. Quindi io direi di partire con un giudizio del primo concorrente da parte di Annalisa. Ecco, allora io inizio dicendo che comunque abbiamo assaggiato 4 grandi panini, 4 bei lavori, 4 diversi utilizzi del cotechino musetto, quindi anche delle belle idee per chi è a casa. Il panino di Max, che era veramente un buon panino perché era un panino che si faceva mangiare, molto leggero, io direi che se volendo fare una critica che mi auguro sia costruttiva, la salsina che tu avevi messo a parte io l'avrei anche inserita direttamente nel panino perché risultava diversamente un po' asciuttino, no? Però è un panino che è perfetto anche per chi il musetto non lo ama, perché non avevi questa sensazione che si ha quando si mangia magari il musetto con il purè piuttosto che con la brovada o anche con altre cose. Era veramente un bel lavoro, l'hamburger di musetto fatto nella farina di polenta eccezionale. Lo chef invece darà un giudizio al secondo concorrente. Giuseppe, allora benissimo,
belli gli equilibri, la crocchetta di patate stratosferica, mondiale direbbero in Veneto. Un appunto, attenzione, le carni grasse, soprattutto il cotechino ma anche le carni crude grasse, hanno una caratteristica: cotte nelle piastre perdono il grasso e lo ribevono, ma lo ribevono cotto, quindi tende ad appesantire lo stomaco. La carne grassa ha questa caratteristica, tende un pochino ad appesantire lo stomaco, quindi poi va a contrastare un po' la seppia, ovviamente non saporitissima, perché cotechino e seppia hanno due gusti determinanti, e se sul tuo panino forse mancava un pelino l'acidità, che forse era quella che poteva dare un colpo di reni però riequilibrando la cottura, secondo me bravi, molto bravi. Gabriele commenta il panino di Rudy. Il panino di Rudy è buono, potrei dire così. Sì, diciamo che la tecnica di esecuzione rispecchia il panino, che è stata pulita, equilibrata e si rispecchia all'interno del panino. La tecnica di lavorazione del musetto, aperto appena dopo la cottura, ha permesso di valorizzare il prodotto, sinceramente. La salsa di formaggio e rafano ha dato il giusto equilibrio. Ha dato il giusto equilibrio perché ti permetteva di continuare a mangiarlo, effettivamente. Quindi posso dire che la strada è molto, molto ben fatta per quel panino ed era un buon panino, assolutamente. Annalisa dunque commenta Matteo. Io di Matteo dico che Matteo è un ottimo esecutore, ha lavorato in maniera precisa, quasi chirurgica e perfetta. Il suo panino è un panino che mi è piaciuto, un panino che si fa mangiare, diciamo che è un panino che è un pasto completo, infatti lui poi anche ci ha spiegato gli equilibri e i perché diventa un pasto completo. Eccezionali le chips di topinambur, parlavamo con Gianluca che noi ce ne saremmo mangiati una terina, ecco, tranquillamente con uno sprizzapero. Ecco, molto bene, quindi qui c'è la busta, 2 passano il turno e questa è la busta. A voi. Io dico i 2 panini che passano in semifinale, che sono, parto dal nome del panino, il forte della tradizione di Matteo Bianchin e il piacere autunnale di Rudy Tramontin. Tutti festeggiano, ma adesso voglio sentirvi al microfono. Diciamo che sono molto contento, ringrazio i giudici per questo grande lavoro, che dietro un lavoro di un panino c'è, tra i clienti di una settimana, c'è tutto un lavorone dietro e insomma non è facile, anche io e la mia ragazza ci abbiamo lavorato sopra, c'è anche il merito suo come sempre. Faccio i complimenti ai miei compagni di viaggio, perché non è facile mettersi in gioco davanti alle telecamere, perché tutti quanti noi dobbiamo essere determinati ai nostri obiettivi, che sono far rendere felici i nostri clienti, soprattutto. E li fai felici sempre questi panini, bravo. Certo. Matteo? Sì, anch'io sono contentissimo di come è andata, sono soddisfatto del nostro panino, anche i giudici, e questo è bellissimo e niente, io ringrazio tutti e ci vediamo in semifinale, speriamo di continuare questo viaggio sempre col sorriso come stiamo facendo con tutti e tutti questi miei nuovi amici. Giuseppe e Max vogliono dire qualcosa? No. Un applauso allora ai 2 concorrenti che vanno in semifinale. E ringrazio i giudici, grazie ai nostri 3 giudici, ringrazio Francesco Snidero e Giandomenico Ricci qui con me. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo quarto di finale. Con quale ingrediente? Allora, il prossimo quarto di finale avrà un ingrediente eccezionale, formà di Frant. Formà di Frant, quindi tutti da assaggiare. Ci vediamo alla prossima.